Antonio Ligobbi, recuperando l'esperienza e il lavoro del padre, Alberto Ligobbi, due generali dell'esercito italiano. Dicevo, Antonio Ligobbi ha scritto Guerra partigiana, un libro che consigliamo a tutti i nostri appassionati lettori e anche a coloro che hanno intenzione di approfondire ulteriormente questo aspetto della resistenza. Una resistenza che continua anche dopo il 1945, perché c'è un pericolo generale, il pericolo del titoismo. È uno di questi aspetti che emergono in questa pubblicazione. Senz'altro, infatti mio padre vedeva nello spirito della resistenza, nello spirito della guerra partigiana, che lui vedeva come anche segno della cultura politica e della vitalità politica di un popolo, anche il fatto che bisognasse investire su questa cultura in un'ottica anche di contrapposizione bipolare, perché prevedeva che qualsiasi conflitto successivo sarebbe stato un conflitto politico, dove in ogni caso ci sarebbero stati dei legami di natura politica, ideologica, che sarebbero stati più forti dei legami nazionali. Infatti, e quindi pensava che comunque noi avremmo potuto avere dall'altra parte dei partigiani che avessero le nostre stesse idee politiche, ma alle nostre spalle dei partigiani che avevano le idee politiche del blocco opposto. E questo essendo stato scritto nel 50, consideriamo la NATO del 49, la bomba nucleare sovietica è del 49, era nel periodo più caldo della guerra fredda. Sì, e infatti io volevo arrivare in questa direzione. Questo libro analizza anche alcuni episodi della guerra fredda che sono particolarmente caldi, mi perdoni il bisticcio di parole, in questa regione Friuli-Venezia Giulia. Esatto. Una regione che non è ancora nata come Friuli-Venezia Giulia, perché nasce nel 63, ma come identità regionale c'è già. Esatto, e questo viene anche stigmatizzato anche dalla bellissima postfazione di Paolo Edeldin, che è una delle più belle espressioni dell'anelito alla libertà e all'italianità di questa regione. Leggo un passo proprio della professoressa Paola Edeldin. Valori da noi, Alberto e me, considerati fondamentali come mantenere la parola data con il giuramento e l'agire per il bene comune senza badare a pericoli, fatiche o interessi personali. Penso che sia da sola un'interpretazione di questa lettura. Esatto, è proprio l'interpretazione più autentica del libro. Lei, generale Ligobbi, è stato un protagonista del momento sostanzialmente successivo a questo del suo papà. Però è stato protagonista anche di un momento storico in cui la guerra fredda non si è ancora sopita, quindi gli anni 60 e gli anni 70 lei li ha visti tutti da protagonista. Quale sensazione ha avuto nel proseguo degli anni, dopo il 1950 fino al 1980? Ma sicuramente è continuata una contrapposizione bipolare fino più o meno accesa, molto accesa negli anni 60, che poi è andata un po' sopendo, ma che poi è di fatto cessata alla fine degli anni 80 con il crollo del blocco sovietico e con il crollo del muro, con l'anelito di molti paesi che erano sotto il giogo sovietico a entrare nella NATO, lo vediamo i paesi baltici per uno, ma anche venendo a questa regione vediamo cosa è successo in quella che era la Jugoslavia, cioè una nazione tenuta insieme dove c'erano realtà diverse, etniche, confessionali diverse, tenute insieme appunto da questo approccio del titino. È un vero e proprio terrorismo di Stato. Esatto.
che quando questo è venuto a cessare si sono sfaldate. Questo che io ho visto perché io sono intervenuto con la NATO in Bosnia nel 95, 96, 98, in Kosovo nel 99, quindi sono realtà che ho toccato ma era evidente che erano nazionalità che annelavano a separarsi e che erano state tenute insieme da un disegno, da un'ideologia politica che voleva camminare sopra i desideri della gente. Grazie generale. Abbiamo fatto questa intervista nell'ambito di un incontro che si svolgerà tra pochi minuti a cura dell'Associazione Partigiani dello Sopo, che è proprio la presentazione di Guerra Partigiana.